Buongiorno, ben ritrovati. Prima edizione di Antenna 3 in questa giornata in cui ci sarà ancora molta cronaca. Gran parte di questa nostra diretta, che finirà alle 13:30, sarà incentrata sulle ricerche dei giovani Filippo e Giulia, che stiamo seguendo con grande attenzione e partecipazione in queste giornate. Allora, ci sono dei movimenti importanti nella zona di Vigonovo. La famiglia è stata per intero convocata in caserma dai carabinieri. C'è un dispiegamento di forze che adesso la nostra Ilaria Marchiori sul posto in diretta, la vedo già inquadrata, ci spiegherà nella zona industriale in cui già in questi giorni ci sono stati dei controlli. Ilaria, a te buongiorno. Sì, buongiorno Lina, buongiorno ai nostri telespettatori. Potrebbero essere davvero queste ore decisive per arrivare a una conclusione di questa vicenda che sta tenendo tutti col fiato sospeso, ore d'angoscia per i familiari che, come appunto dicevi, familiari in questo caso di Giulia, sono stati convocati poco fa dai carabinieri di Vigonovo. Noi per ora ci troviamo nella zona industriale di Fossò, dove da questa mattina, come vedete qui, si sono concentrati numerosissimi mezzi dei vigili del fuoco e anche dei carabinieri. Sono stati stanno utilizzando anche i cani molecolari che che li abbiamo visti girare proprio poco fa qui setacciando questa zona, che è una sorta di piazzale, dove poi però c'è anche, ci hanno detto, dovrebbe esserci anche una sorta di deposito di discarica. Perché questa zona? Molto probabilmente perché innanzitutto vi voglio far vedere che ci troviamo lungo l'arteria principale, o meglio viale dell'industria qui a Fossò, e proprio alle mie spalle c'è l'ingresso della quinta strada. La quinta strada è dove sono state trovate lunedì mattina quelle chiazze di sangue sul marciapiede e quindi che sono state analizzate dagli uomini della scientifica, che lunedì mattina erano proprio qui alle 7. Abbiamo raccolto anche una testimonianza del titolare di un'azienda che si trova proprio lì di fronte. Però al vaglio ci sono le immagini delle telecamere di videosorveglianza di un'altra azienda, quella che si trova dall'altra parte della strada, l'azienda Dior, che è l'unica della zona ad avere le telecamere attive 24 ore su 24 e quindi sicuramente ha registrato quello che può essere accaduto lì sabato sera. Vi ricordo anche che l'auto di Filippo è stata registrata da una delle immagini delle telecamere di videosorveglianza qui nella zona intorno alle 23:30. Quello che sta succedendo qui su questo piazzale questa mattina stiamo cercando di capirlo anche noi. Naturalmente, come potete immaginarvi, le bocche sono cucite. In concomitanza però i genitori di Giulia sono stati convocati nella caserma dei carabinieri. Noi stiamo seguendo passo dopo passo l'evolversi della vicenda. Sopra le nostre teste sta sorvolando l'elicottero dei carabinieri continuamente, quindi stanno controllando, facendo le opportune verifiche in questa zona industriale di Fossò. Non si sta spostando altrove perché sta girando diciamo in maniera circolare. Abbiamo visto ieri le ricerche dei vigili del fuoco lungo il Naviglio, nella zona tra Stradolo e Vigonovo, la mattina con i gommoni e poi nel pomeriggio anche loro con l'elicottero. Poi si erano concluse negativamente, quindi le squadre sono rientrate. Ecco, vi stiamo facendo anche vedere, grazie a Sandro Ponchio, l'elicottero che sta sorvolando in questo momento. Ma dicevo, lungo il Naviglio sono riprese invece poi le ricerche questa mattina, sia nuovamente con una squadra a terra che con altri controlli, con l'utilizzo dell'elicottero in cielo. Quindi sembra quasi che il cerchio si stia chiudendo, sembra che le ricerche si stiano concentrando proprio in queste zone. Quindi appena avremo altre novità di sicuro vi chiederemo nuovamente la linea. Per il momento qui da Fossò è tutto. Grazie Ilaria, grazie a Sandro Ponchio per questo primo collegamento. Allora, lo avete visto, ci sono delle evidenti novità in corso, visto il dispiegamento di forze che Ilaria ci ha appena mostrato da Fossò, l'elicottero che si è alzato in volo tra l'altro questa mattina proprio da
Tessera, dall'aeroporto di Tessera, come hanno battuto le agenzie poco fa. Si è alzato in volo poco dopo le 10 per compiere una nuova perlustrazione, l'avete visto, alla ricerca dei due ragazzi. Concluso l'intervento era previsto un confronto tra vigili del fuoco e carabinieri per concordare le successive azioni di ricerche che tra l'altro erano state nuovamente invocate dalla famiglia di Giulia Cecchettin e senza dubbio anche dai genitori, dai familiari di Filippo Turetta. I due appunto ex fidanzati di appena 22 anni, lo ricordiamo, spariti sabato da Vigonovo dopo essere andati a mangiare un hamburger nel centro commerciale La Nave de Vero a Marghera. La villetta in cui abita Giulia a Vigonovo è anche oggi circondata dall'alba dalle troupe dei giornalisti. Qualche minuto prima delle 10 era uscita di casa lì da via Aldo Moro la zia Elisa Cecchettin. Le agenzie riferiscono che dietro una calma apparente l'ansia per le continue segnalazioni che giungono ormai da 5 province, dalla pianura alla montagna, il Veneto e il Friuli Venezia Giulia, naturalmente prevale. Come vale è stato chiesto, va, non posso dire altro, oggi c'è il sole, si è limitata a dire la zia, spero ripartano le ricerche. Allora la nostra Ilaria ci ha accennato poco fa a un testimone della zona che ha assistito, innanzitutto ha visto queste tracce di sangue sul marciapiede, ha assistito ad alcune fasi anche di queste ultime ricerche. Sentiamo Ilaria cosa ha raccolto in questo contributo. Lunedì mattina ha visto gli uomini della scientifica qui che stavano lavorando, cosa ha visto? Ho detto anche ai suoi colleghi, c'erano queste macchine di sangue che non ho notato io perché sono arrivato tardi, cioè sono arrivato presto in fabbrica, 6:30, era ancora buio. C'erano queste macchine di sangue che finivano vicino al palo della luce, lì dove c'era una chiazza più grande. Qualcuno a piedi le ha notate, ha chiamato i carabinieri, sono arrivati subito, hanno chiuso la strada, entrambi i lati, e sono stati qui un paio d'ore, c'erano parecchi carabinieri, poi penso siano arrivati quelli della scientifica a fare tutte le analisi. E... Voi avete delle telecamere interne? I carabinieri vi hanno chiesto qualcosa, vi hanno interrogati? Non hanno chiesto niente a noi, niente di niente. Non lasciamo neanche dichiarazioni perché qualcuno ha provato a chiedere cosa è successo, ma non lasciavano dichiarazioni. Così. Questo insomma è quello che lei è riuscito a vedere quella mattina? Erano in molti? Sì, erano parecchi, molti carabinieri. Hanno chiuso tutto e sono stati qui, come le ho detto, un paio d'ore fino alle 9:30, 10 più o meno. E non l'hanno cercata per interrogarla, non le hanno chiesto nulla? No. Anche perché penso prima, voglio sapere esattamente che sangue è. Scusi, cosa c'è lì che ci sono i camion che vanno, tipo sembra una discarica nel piazzale? Sono i camion della ditta qui di smaltimento rifiuti. È una sorta di discarica lì. No, lì si cambiano i rimorchi, penso. Fanno scambio dei rimorchi. No, lì c'è tutto qui. Questa è la voce raccolta dalla nostra Ilaria Marchiori lì a Fossò. Allora andiamo a vedere quest'altro video che ci aveva mandato Ilaria, dalla regia Alessandro Granziera e Francesco Ceron con noi. Lo mostriamo qui dal PC se possibile adesso, mentre vedo che si sta preparando la nostra Valentina Visentin per gli ultimi aggiornamenti da Torreglia. Eccoli qua, i cani molecolari che sappiamo essere il nucleo cinofilo che è stato chiamato sul posto proprio lì nella zona per cercare di capire se ci siano effettivi elementi per trovare una pista in questa zona che abbiamo detto è stata monitorata più volte, viste anche le chiazze di sangue che abbiamo visto poco fa e che sono state ritrovate sul posto. Allora vediamo se da Torreglia è pronta la nostra Valentina. Torreglia è l'altro fronte, è il paese in cui abita Filippo e quindi un altro centro in grandissima apprensione. Che atmosfera c'è oggi lì, Valentina? Buongiorno.
Sì, buongiorno Lina, grande attesa, grande apprensione anche a Torreglia dove appunto vive la famiglia di Filippo Turetta. Noi abbiamo appena provato a suonare al campanello della casa, l'abitazione che è un appartamento all'interno del condominio che vedete alle mie spalle, non abbiamo ricevuto risposta, e che ci fa presupporre, pensare che la famiglia, insieme il papà, la mamma e il fratello 18enne siano stati convocati in caserma per le ultime novità, e quindi insomma ci aspettiamo di avere notizie in tal senso dopo l'appello fatto ieri dai genitori, un appello congiunto insieme al papà di Giulia Cecchettin. Ieri il fratello di Filippo aveva detto: solo mio fratello non è una persona che può far male, è sempre stato un ragazzo tranquillo, una descrizione che corrisponde a quello che ci ha raccontato ieri il suo dirigente della pallavolo, ma anche l'amico Luca con cui si erano visti poche settimane fa. C'è grande apprensione, dicevamo, qui a Torreglia, il paese dove insomma Filippo ha vissuto fino a sabato, prima della scomparsa. Molto probabilmente i genitori sono stati convocati in caserma, anche perché c'è in queste ore ovviamente attesa per quelle che potrebbero essere le corrispondenze, le eventuali corrispondenze, perché è stato dopo le chiazze di sangue ritrovati nella zona industriale di Fossò, si è deciso per la comparazione non solo con i familiari di Giulia ma anche con i familiari di Filippo, per capire se questo sangue possa corrispondere a uno dei due ragazzi. Intanto oggi sul calendario delle lauree dell'Università di Padova c'è ancora scritto il nome di Giulia Cecchettin, che domani alle 8:30 è attesa per la discussione della tesi di laurea. Una mail, quella con la versione definitiva della tesi, che non è mai stata inviata, e quindi molto probabilmente il nome di Giulia domani mattina verrà cancellato da questo elenco dei laureandi, proprio perché insomma in base alle regole dell'università, se non viene presentata nelle ore precedenti la discussione della tesi la versione finale, appunto la discussione viene annullata. Ad oggi comunque il nome di Giulia c'è ancora previsto alle 8:30 di domani mattina nel Dipartimento di Ingegneria dell'Università di Padova. A Torreglia rispetto a ieri c'è meno movimento, ieri tante persone passavano di qua, oggi c'è meno movimento, ma tutti stanno attendendo con ansia di sapere, di avere notizie sia di Giulia che di Filippo. Da Torreglia è tutto, ovviamente se ci sono novità vi chiederemo la linea. Grazie Valentina, grazie per questo collegamento. Allora, diceva appunto Valentina, andiamo a vedere il Gazzettino. Padova, Giulia Cecchettin scomparsa, resta nella lista, come diceva la nostra collega, delle laureande del BO, è la prima in elenco per discutere la tesi, è scomparsa, lo sappiamo, purtroppo da sabato con l'ex fidanzato Filippo, l'ultimo avvistamento a Vigonovo nel parcheggio dove sono stati visti litigare, e dunque appunto alle 8:30 nella sala riunione della Bancorpo, della sede della Facoltà di Ingegneria, nel calendario delle sessioni di laurea c'è il nome di Giulia Cecchettin, la prima che domani dovrebbe laurearsi. Tutto è pronto per la sua grande giornata, ma sappiamo che lei non si sa neppure dove sia in questo momento. Abbiamo sentito anche citare dalla nostra Valentina quelli che sono poi i meccanismi, no, naturalmente automatici di questi sistemi, che non avendo Giulia potuto inviare la versione definitiva della tesi, automaticamente il suo nome sarà tolto da quell'elenco. Ancora oggi questa vigilia di angoscia, di attesa anche per questo motivo purtroppo sta proseguendo. Allora, apriamo una finestra su un altro dramma che si è consumato purtroppo ieri sera a Pieve di Soligo. Una ragazza di appena
26 anni, di origini albanese, ma appunto ha studiato in Italia, diplomata all'Istituto Turistico di Valdobbiadene. Eccola qua, la vedete, Anila Grishaji, da 5 anni lavorava alla Boccon, azienda di surgelati di Pieve di Soligo, azienda molto nota. Ieri qualcosa è successo, a quanto pare un macchinario nuovo arrivato in azienda da poco e la ragazza è rimasta stritolata tanto da morire sul posto di lavoro a soli 26 anni. Allora vedo in diretta il nostro Lucio Zanato per tutti gli aggiornamenti su questa morte sul lavoro che ha scatenato commenti anche a livello nazionale. Buongiorno Lina, buongiorno ai telespettatori di Antena 3, mi trovo a Pieve di Soligo, dietro le mie spalle l'azienda Boccon, bocche cucite dall'azienda, però Renato Capoia vi fa vedere ci sono le macchine dello Spisal, perché ovviamente anche oggi sono proseguiti i controlli. Ma la vera notizia arriva dalla procura, dal procuratore capo Marco Martani, che pare appunto titolare delle indagini. Già ieri sera era stato aperto un fascicolo di indagine, l'ipotesi è quella di omicidio colposo. Perché? Perché dietro questa morte ci sarebbe un tragico errore umano. Pare infatti che la ragazza stesse lavorando a questo macchinario, probabilmente di imballaggio. A un certo punto il braccio che tende ad imballare il macchinario, lei l'avrebbe fermato per la fine lavorazione, stava ovviamente facendo delle manovre all'interno del macchinario e un suo collega l'avrebbe fatto ripartire, e questo ha provocato la morte pressoché immediata per compressione delle vertebre cervicali della ragazza, della 26enne. Questa è l'ipotesi su cui sta lavorando la procura, ma soprattutto gli investigatori e soprattutto lo Spisal, perché appunto l'ipotesi di omicidio colposo nei confronti di questo operaio della Boccon. Va detto anche, e ce l'ha confermato oggi nell'intervista il sindaco Stefano Soldan, che sta tenendo i contatti sia con la famiglia di Miane sia con la dirigenza aziendale della Boccon, che il macchinario e tutta l'area è sotto controllo di telecamere, quindi tutto quello che è successo è stato videoregistrato, e questo l'ha confermato anche il procuratore capo, per cui ci sarà la visione delle immagini per capire esattamente cosa è successo ieri intorno alle 16. Tra l'altro appunto ieri noi abbiamo dato le immagini e ci sono stati anche diversi momenti di tensione ieri quando sono arrivati i parenti, i genitori di Anila, perché sono stati a loro dire avvisati in ritardo. Il fatto è capitato intorno alle 16, loro sono arrivati intorno alle 19, e questo ovviamente ha creato ulteriore tensione con i carabinieri che sono dovuti intervenire a fermare proprio i genitori, i fratelli, i parenti, tutti. Questa situazione è stata giustificata dal sindaco Soldan perché la complicazione del scenario dove appunto c'era la vittima ha imposto che venissero fatti tutti i rilievi prima di avvertire ovviamente i familiari, che giustamente avrebbero voluto vedere subito la loro congiunta, e quindi hanno posticipato di avvertire la famiglia proprio in questo senso. Questa almeno la versione del sindaco Soldan. Quello che vi possiamo dire è che qui le bocche sono cucite, c'è ovviamente grande disperazione da parte di tutta l'azienda. Abbiamo cercato di avvicinare degli operai, abbiamo cercato di avvicinare la dirigenza, nessuno vuole parlare, tutti ovviamente oggi schivano le telecamere, e noi comunque cercheremo di capire di più e cercheremo anche di sentire altre voci nel corso del pomeriggio. Però direi che la notizia di oggi appunto è questa ipotesi di omicidio colposo ai danni, anzi nei confronti di questo operaio collega di Anila Grishaji, come hai detto giustamente tu, 26 anni, che ieri ha perso la vita ed è l'ennesimo incidente sul lavoro nella Marca Trevigiana. Va anche detto che sempre la procura verificherà se il macchinario, che giustamente detto è di ultima generazione, avesse tutti i sensori operativi, oppure, come purtroppo è accaduto con altri macchinari in altre zone, in altri luoghi d'Italia, qualche sensore fosse stato disattivato. E se non hai domande ti restituisco la linea. Grazie Lucio, grazie per questo collegamento. In caso tu avessi aggiornamenti o altre circostanze da riferirci, naturalmente non esitare a richiederci la linea. Allora è una
Svolta d'indagine, un retroscena che ieri non si aveva in assoluto, quello che ha riferito appena adesso il nostro Lucio Zanato. In procura abbiamo la nostra Daniela Sizzia, i colleghi che stanno raccogliendo gli aggiornamenti su questo terribile incidente che è costato la vita a questa giovanissima ragazza, e quindi il macchinario attivato per sbaglio da un collega che non si era evidentemente accorto che la ragazza fosse dietro questa macchina per eseguire dei controlli, delle manutenzioni, così ci ha detto Lucio, è chiaramente una circostanza che andrà approfondita. La procura ha aperto questo fascicolo per omicidio colposo. Certo che appunto le conseguenze alle volte di queste mancate comunicazioni, protocolli magari disattesi, hanno esiti drammatici, come in questo caso terribile. Questa vicenda, ve lo dicevo, ha suscitato grandi reazioni a tutti i livelli. Il senatore Andrea Martella, che è segretario regionale del Partito Democratico, fa sapere che a seguito di questo incidente ha chiesto stamattina ai senatori Tino Magni e Susanna Camusso, presidente e vicepresidente della Commissione parlamentare d'inchiesta sulle condizioni e la sicurezza sui luoghi di lavoro, di prendere in esame non solo l'accaduto ma l'intero dossier veneto, considerato l'alto numero di incidenti mortali sul lavoro. L'ha detto appunto Martella, aggiungendo: dobbiamo usare tutti gli strumenti istituzionali a disposizione per affrontare questa vera e propria emergenza, innalzando gli standard di sicurezza sui luoghi di lavoro, promuovere la cultura della sicurezza, ridurre il rischio di incidenti. Su questa vicenda è intervenuta anche un altro parlamentare del territorio, Piero Fassino, sempre del Partito Democratico, eletto appunto nel nostro comprensorio. Ancora un infortunio mortale sul lavoro, dice. Il nome di Anila si aggiunge alla lunga lista di morti sul lavoro che ogni anno supera in Italia 1500 lavoratrici e lavoratori, una piaga drammatica che non può essere considerata semplicemente una inevitabile fatalità. È urgente che, coinvolgendo sindacati e imprenditori, governo e regione, attivino tutte le misure di prevenzione e controllo a tutela della salute dei lavoratori. Inutile dirvi che ieri su questo naturalmente erano già intervenuti anche i sindacati con diversi comunicati e prese di posizione, e il Partito Democratico della provincia di Treviso, insomma una piaga, come dice Fassino, che continua a mietere vittime anche nella nostra provincia e in tutto il Veneto, con numeri inaccettabili, giudicati inaccettabili da tutti, ma tant'è purtroppo. Allora, andiamo alla cronaca anche di queste ultime ore, in attesa di ulteriori aggiornamenti e collegamenti sulla scomparsa di Giulia e Filippo, che stiamo seguendo anche noi con grande apprensione. Questa mattina alle 7:45 andiamo a un incidente che si è verificato questa mattina presto a Maser. Vediamo le immagini, un incidente tra un'auto e una moto lungo la Bassanese, che è purtroppo tristemente nota in questo periodo per incidenti anche gravi. Vedete una macchina e una motocicletta col Centauro sbalzato a parecchi metri di distanza. È intervenuta l'automedica con l'ambulanza del SUEM 118, il paziente fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita, è stato trasportato in ospedale a Montebelluna per tutti gli accertamenti. Vedete i mezzi come sono ridotti, purtroppo questo vi dobbiamo segnalare. Tra l'altro c'è stato anche un altro grave incidente questa mattina, una fuoriuscita autonoma di strada di una giovane ragazza poco più che ventenne a Musestre. Siamo anche qui nel Trevigiano e in quel caso purtroppo si tratta di una ferita grave. Andiamo a Venezia adesso, perché il Comando Provinciale della Guardia di Finanza e la Polizia Locale stanno proseguendo nelle attività di controllo promosse nei confronti delle strutture ricettive presenti sul territorio comunale, allo scopo di individuare quelle irregolari, abusive o comunque non in regola con la disciplina regionale e anche sotto il profilo fiscale. Nell'ambito di uno di questi controlli nel fine settimana, i finanzieri e la polizia locale hanno individuato in un condominio di Campalto un'attività ricettiva completamente abusiva gestita da un soggetto di origine cinese. All'interno dell'attività un appartamento con 4 stanze e 8 posti letto. Sono stati identificati numerosi soggetti stranieri, tra cui uno di nazionalità albanese, sprovvisto di qualsiasi titolo legittimante la permanenza sul territorio nazionale.
avendo fatto ingresso in Italia nel febbraio del 2020. È stato sottoposto a fermo per identificazione e segnalato per il reato di soggiorno illegale nel territorio dello Stato. Sono in corso ulteriori approfondimenti sui soggetti transitati all'interno dell'appartamento. Questo dunque a Campalto, mentre è di poco fa la notizia di un cliente che si è sentito male in un cannabis store che è stato quindi chiuso a Venezia. Il questore di Venezia, Gaetano Bonaccorso, ha disposto la sospensione della licenza di un cannabis store nel centro storico di Venezia per 15 giorni a causa proprio del malore da parte di un cliente che vi aveva acquistato una boccetta di liquido. L'episodio risale al 31 ottobre e questo cittadino canadese aveva dovuto ricorrere alle cure del pronto soccorso. Fin qui gli aggiornamenti di queste ultime ore, anzi ve ne do un ultimo perché potrebbe avere dei risvolti importanti. È in corso tra Procura della Repubblica di Palmi, siamo in Calabria, e Polizia di Stato, una conferenza stampa per illustrare un'operazione che ha avuto come esito delle misure cautelari emesse per violenza sessuale su 2 minori. Ci sono stati 4 arresti, 18 decreti di perquisizione sono stati eseguiti con l'ausilio della squadra mobile di Reggio Calabria, dei commissariati distaccati di Gioia Tauro, Villa San Giovanni e una serie di località intorno e delle squadre mobili di Treviso, Varese e Monza Brianza. Treviso perché a quanto pare 2 dei soggetti coinvolti in queste indagini lavorano in provincia di Treviso. E parliamo appunto di violenza sessuale su 2 minori, quindi vedremo quali ricadute anche nel nostro territorio ha questa vicenda che appunto ha portato all'esecuzione di un'ordinanza di misura in carcere per 3 persone e arresti domiciliari per una al momento irreperibile. Fin qui la cronaca di queste ultimissime ore. Allora torniamo alla vicenda di Filippo e Giulia con le ricerche che stanno proseguendo. Ieri sera si è parlato di questa situazione anche a Ring, dove lo psicologo Mirko Casteller ha commentato un po' quello che avevamo visto nella giornata di ieri, l'appello dei genitori, questa situazione di prolungata attesa. Sentiamo quali considerazioni ha fatto in studio col nostro Ferdinando Avarino. Io auspico che sia, dico auspico perché non ho elementi oggettivi, che sia una fuga dalle responsabilità, come spesso avviene in una coppia giovane che non ha il coraggio magari di affrontare con i propri genitori la voglia di stare assieme o di vivere assieme o altri elementi. Mi auguro sia questo il caso che abbiamo davanti, perché di solito più passa il tempo rispetto all'inizio delle ricerche, più gli scenari che si caratterizzano sono di ben altro genere. Perché gli altri 2 scenari che io vedo, e ripeto con la necessaria delicatezza del periodo che stiamo vivendo e del rispetto delle famiglie, non sono poi così positivi. Perché se ci fosse stato un accumulo di rancore più o meno dichiarato da parte di uno della coppia, gli effetti collaterali anche in termini aggressivi difficilmente vengono contenuti. Quindi con gli elementi che oggi abbiamo in mano è difficile trarre delle conclusioni. Stupiscono 2 aspetti. Il primo, la semplicità di questi giovani, che potrebbero essere tranquillamente i figli di chiunque, di noi, e quindi nella quotidianità. Il secondo aspetto che ho compreso ora qui in trasmissione è che le 2 famiglie si sono riunite o si sono parlate dando un messaggio molto chiaro, mi sembra di capire a loro, che è quello di dire: non preoccupatevi, state tranquilli, qualsiasi cosa sia successo, tornate a casa. Che è un messaggio classico che si manda in queste condizioni, in queste situazioni di angoscia, oppure, cioè, perché secondo me la chiave sta lì, oggi? Diciamo che il messaggio del siamo qui che vi aspettiamo è un messaggio rassicurante.
Il fatto che lo faccia tutte e due le famiglie lo rinforza ancora di più. Però c'è una domanda da porsi. Di che cosa avrebbero dovuto aver paura? Una domanda a cui faticano tutti a dare una risposta in questo momento. Allora, si è parlato molto in queste ore anche di quello che può essere stato il percorso di questa Fiat Punto Nera partita da Vigonovo la sera di sabato e poi intercettata dai targa system di alcune località tra il Trevigiano e il Bellunese e anche il Friuli Venezia Giulia. Si è parlato anche di un passaggio alla stazione dei treni di Pordenone, ma questa mattina non risultano, ecco, è arrivata una smentita dai carabinieri del comando provinciale di Pordenone che hanno reso noto questa mattina che si sta procedendo con attività sulla base delle segnalazioni ricevute, ma oggi non c'è alcun riscontro della presenza dei due soggetti nel territorio. Si può presumere che il passaggio in un'area pordenonese nella notte tra sabato e domenica sia stato solo un transito e non una permanenza. C'è stato, confermano i carabinieri, un unico rilevamento di targa in provincia di Pordenone, nella zona di Caneva, in orario notturno, pochissime ore dopo la scomparsa. Quindi nessuna conferma che ci siano stati ulteriori passaggi rilevati appunto dai lettori di targa nel Pordenonese nelle ore successive, che naturalmente erano passaggi che facevano ipotizzare che appunto la macchina fosse ancora in circolo e alimentavano naturalmente la speranza di un qualche esito non proprio negativo di questa vicenda. Sono state le segnalazioni di avvistamenti dell'auto ricevute in seguito, dicono i carabinieri, non hanno invece avuto riscontro, sono state archiviate come senza esito. Questo sostanzialmente quello che stanno dicendo. Allora, andiamo a risentire quello che è stato l'appello che ha citato Mirko Casteller a Ring, lo avete sentito nella serata di ieri. Andiamo a risentire l'appello da parte dei genitori, accorato, fermo, accogliente nei confronti dei due figli, con chiaramente l'unico intento di riaverli a casa. L'appello che facciamo è chiaramente quello ai ragazzi di contattarci o di tornare spontaneamente, non sappiamo dove siano esattamente, e chi li vede di contattare o le forze dell'ordine, il 112 o comunque i numeri che sono girati. L'auto è sempre la Fiat Punto Nera targata FA 015YE. Che si faccia sentire, perché si faccia sentire, ci dia notizie di lui e della Giulia. Siamo preoccupati e vorremmo che ci contattasse e qualsiasi cosa sia successa noi lo aspettiamo, gli vogliamo bene a lui e alla Giulia e che ritornino. Vi prego, tornate. Speriamo che tornino a casa il più presto, qualsiasi cosa sia successa, siamo qua. È un appello congiunto, disperato, quello dei genitori dei due 22enni di cui non si hanno più notizie da sabato sera. Si sono ritrovati nella casa di Giulia, in via Aldo Moro a Vigonovo, il papà Gino insieme a Nicola ed Elisabetta, i genitori di Filippo, uniti nell'angoscia di queste estenuanti ore d'attesa, sussultando a ogni squillo del telefono, ma anche nella speranza che i loro figli rientrino a casa sani e salvi. Per questo hanno trovato la forza di lanciare un appello davanti alle telecamere, ai loro figli e a chiunque possa essere d'aiuto, fornendo quanti più dettagli possibile. Giulia è alto 1,63 m, ha i capelli castani con frangetta, porta un maglione azzurro, una gonna marrone corta a tubino, calze, scarpe a mocassino nere e un giubbotto cappotto nero. Filippo è alto 1,88 m, ha i capelli castano scuro. Un paio di jeans chiare con l'elastico alla caviglia, delle scarpe bianche color panna dell'Adidas con un inserto dietro arancione e poi aveva un giubbino nero
corto in vita di tessuto tecnico impermeabile e col cappuccio. E un appello anche ai telespettatori che se vedono una grande Fiat Punto targata FA 015YE che ha anche delle ammaccature nel cofano della macchina dovute alla grandine, di contattare le 112. Poi la mamma aggiunge: L'ultimo giorno che l'abbiamo visto era tranquillo. E tranquilla era anche Giulia, almeno fino alle 22:45 di sabato, quando si è scambiata alcuni messaggi WhatsApp con la sorella Elena sulle scarpe da indossare probabilmente il giorno della sua imminente laurea. Quello che sia accaduto dopo, i carabinieri stanno cercando di ricostruirlo passo dopo passo. Dalle ore trascorse nel centro commerciale di Marghera al testimone che dice di aver sentito una discussione nel parcheggio poco distante la casa di Giulia verso le 23:15. Poi le chiazze di sangue nella zona industriale di Fossò, dove verso le 23:30 le telecamere hanno registrato il passaggio dell'auto, e ancora le altre zone oltre la provincia. Tra Veneto e Friuli, il Trevigiano, il Bellunese, e mentre continuano le ricerche a 360 gradi anche nella zona del Cansiglio, proprio la scorsa notte la targa dell'auto sarebbe stata letta dal rilevatore elettronico nell'Alto Bellunese, confermando che si stava dunque ancora muovendo. Poi nuove ricerche lungo la riviera del Brenta. Le ricerche dei vigili del fuoco si stanno concentrando anche lungo il naviglio tra Dolo e Stra. Proprio nelle prime ore del pomeriggio abbiamo visto l'elicottero sorvolare la zona. Ma nel corso della mattinata, su richiesta dei carabinieri, hanno effettuato verifiche anche lungo gli argini con l'utilizzo del gommone, ricerche che però hanno dato esito negativo, quindi le squadre sono rientrate. Ci fermiamo adesso per qualche istante di pubblicità, pronti a rientrare subito con altre novità. A tra poco. Riprendiamo la linea da studio, eccoci in diretta con gli ultimi aggiornamenti su questa attesa davvero angosciante, queste ricerche di Giulia Cecchettin e Filippo Turetta che purtroppo proseguono anche oggi nel quarto giorno di ricerche di questi due ragazzi che da sabato non danno più notizie di sé. Filippo non era contento che Giulia si laureasse domani perché temeva che si potesse allontanare da lui. A raccontarlo ai giornalisti è Elisa Camerotto, la zia materna di Giulia. La sorella di Giulia, Elena delinea un'immagine di Filippo come di una persona molto possessiva che giocava con lei ricattandola emotivamente per continuare a vederla. Lei era buona e cedeva, prosegue, perché sapeva che lui era tanto solo e calcava molto su questo fatto dicendo: se te ne vai anche tu, io non ho più nessuno. Elena aggiunge che Filippo si mostrava felice solo quando era con lei. La zia materna di Giulia ha voluto rivolgere proprio a lui un appello: io so che le volevi molto bene, ora torna a casa, tutto si risolverà per il meglio. Così la zia. Andiamo a sentire anche il sindaco di Vigonovo, Luca Martello, in un contributo raccolto dai nostri colleghi nelle scorse ore, sindaco di Vigonovo che interpreta quello che è il sentimento di tutta la comunità. Siamo fiduciosi, ha detto, che tornino presto. Sono due ragazzi dei nostri, davvero ragazzi che studiano, che hanno fatto percorsi di studi importanti, e quindi sicuramente ci fa pensare che ciò che è avvenuto, insomma, non fosse prevedibile. E questo da un lato un po' ci preoccupa, ma speriamo davvero di poter contare su dei ragazzi che davvero si siano imbattuti in qualcosa che avrà un lieto fine, insomma, che possa finire presto. E siamo fiduciosi e soprattutto impegnati in qualsiasi modo per dare un contributo che sia utile davvero e che non complichi, al contrario, il lavoro di queste ore, che è tutt'altro che semplice. In attesa di collegarci di nuovo con i colleghi, saluto e ringrazio, collegato via Skype, Don Andrea Forest. Buongiorno, non so se ho detto bene il cognome, Don Andrea, ci dica lei. Ecco.
Sì, buongiorno, salve. Salve, direttore della Caritas di Vittorio Veneto, buongiorno. Di rientro da un viaggio molto lungo, vero Don Andrea? Adesso con lei parleremo di giustizia riparativa perché domani la diocesi ha indetto una giornata su questo importante tema, ma racconti un pochino da dove è rientrato. Sì, sono rientrato proprio ieri pomeriggio dalla Colombia, in un viaggio in missione, in realtà lì del territorio. Tutto per vicinanza rispetto alla realtà del territorio, soprattutto riguardo il sostegno all'inclusione di diverse realtà che operano nell'Amazzonia. Lì la realtà dell'Amazzonia è molto ampia, ci sono i campesinos, cioè quelli che coltivano i territori, che però sono anche coinvolti in operazioni di terrorismo e della droga. Ci sono poi gli indigeni del territorio, ci sono gli abitanti delle città, ci sono quelli di origine africana, insomma un mondo composito, variegato, dove la Chiesa locale del territorio sta cercando di creare inclusione e unità. Abbiamo attivato un rapporto di collaborazione e cerchiamo adesso di sostenerlo e di portarlo avanti proprio dal punto di vista culturale di una crescita. C'è qualche problema con l'audio, Don Andrea? Non so se magari abbia la possibilità di usare un auricolare qualcosina, perché c'è la voce che va un pochino e viene. Se ce l'ha lì a disposizione, sa. Intanto noi con la regia proviamo a mostrare quella che è la locandina dell'iniziativa di domani. Eccola qua. Giornata della giustizia riparativa. Ecco, al di là appunto del suo rientro dall'estero di cui non eravamo a conoscenza, le abbiamo chiesto oggi se era possibile fare due parole con noi proprio perché domani c'è questa importante giornata voluta dalla Caritas, dalla diocesi, su questo tema che approfondiremo tra poco. Allora, sa cosa, Don Andrea? Noi le diamo il tempo di sistemare magari appunto, se ha un auricolare, l'audio. Vedo collegata in diretta la nostra Tiziana Bolognani, che è con il presidente della provincia di Belluno Padrin. Eccolo qua, perché si è appena conclusa un'importante conferenza stampa. Tra l'altro, Tiziana, lo sappiamo bene, anche il bellunese territorio drammaticamente coinvolto nelle ricerche, no, di questi ragazzi, quantomeno per la vicinanza con le province di Treviso e Pordenone, che abbiamo visto essere il focus proprio di questi controlli. Certo Lina, buongiorno. Sì, come vi abbiamo mostrato anche ieri, allora la zona del Bosco del Cansiglio e certamente anche la zona dell'Alto Bellunese, sopra Cortina, Ospitale, una località a pochi chilometri dal passo di Cimabanche, è lì che comunque la targa della Fiat, della grande Fiat, grande punto nera del ragazzo di Filippo Turetta la targa è stata intercettata, localizzata dai rilevatori di targhe. Dopodiché quello appare essere l'unico elemento certo in questa vicenda davvero particolarmente angosciante, l'unico punto registrato alle 9:07 di domenica mattina. Ed evidentemente queste sono ore cruciali per la ricerca, per le ricerche di questi due giovani, ricerche che sono entrate nella seconda fase, secondo l'iter che oramai è collaudato dei piani di ricerca di scomparsi. Ma come giustamente dicevi, siamo in Sala Piloni, nella sala di rappresentanza e anche consiliare di Palazzo Piloni, sede dell'amministrazione provinciale, perché qui è stato presentato e da poco si è conclusa la conferenza stampa di presentazione della 23esima edizione del premio ai bellunesi che onorano la nostra provincia in Italia e nel mondo. Diciamo così che Presidente Padrin, che è qui con noi, lei oggi è qui con noi in una doppia veste, in un doppio ruolo, perché quest'anno il premio onora il 60° del Vajont. Sì, l'abbiamo inserito tra le tante iniziative che quest'anno abbiamo organizzato proprio per ricordare e per fare memoria. Quindi questo premio rientra in questo contesto, un premio che è itinerante da 23 anni,
è l'unico caso Longarone che lo ospita per la seconda volta, perché è accaduto nel 2013 proprio in occasione del 50° anniversario del Vajont. E qui parliamo del 60° e c'è una doppia iniziativa. Sabato prossimo la cerimonia di consegna del premio, la sera prima invece i festeggiamenti, le celebrazioni per l'anniversario della famiglia di Longarone. Sì, la famiglia migranti ed ex emigranti, che è nata 20 anni fa. Quest'anno presenteremo fra l'altro anche un libro di Arrigo Galli, che è stato sindaco di Longarone, il quale racconta un po' un premio, un concorso che abbiamo istituito da diversi anni e che lega fondamentalmente le scuole del territorio di Longarone, allargato a Ponte nelle Alpi, ora anche nella Val di Zoldo, e Orusanga, la città che è gemellata con Longarone da 30 anni. Io sono stato in Brasile proprio una decina di giorni fa e ho premiato questi bambini, perché questo concorso, ripeto, è la realizzazione di temi riguardanti l'emigrazione dei nostri ragazzi di Longarone e quelli di Orusanga. Ecco, noi ci ricordiamo 23 anni fa la primissima edizione di questo premio, che è stata un'iniziativa, un'intuizione felicissima del Rotary Club della provincia di Belluno, che onorava gli imprenditori, le personalità bellunesi che avevano fatto fortuna nel mondo, e tra i premiati, tantissimi quella volta, c'era anche l'ideatore della famosa talpa, lo strumento, quel macchinario infernale ma utilissimo e fondamentale per realizzare i tunnel e le gallerie, che stava in Canada. Quest'anno ci sono molti premiati, la lista è davvero lunga, spiccano per importanza nel campo dello sport e nel campo dell'attività istituzionale due nomi, vero Padrini? Sì, ci tengo soprattutto perché sono due persone, una delle quali in particolare conosco da diverso tempo, che è Francesco Piazza, che è nato a Belluno nel 1968 ed è diventato capo del cerimoniale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, quindi del primo ministro Giorgia Meloni. Per noi è sicuramente un orgoglio poter avere questa persona, che soprattutto in questi anni ha fatto veramente tanta carriera, lavora lì da tempo, e io l'ho conosciuto perché noi, da quando è purtroppo capitata la tempesta Vaia, e quindi dal Natale del 2018, portiamo ogni anno un nostro albero di Natale dai boschi della provincia di Belluno. Un'iniziativa che è iniziata così casualmente, proprio parlando con Francesco e con un altro bellunese che è responsabile della sicurezza di Palazzo Chigi, che è Tiziano Conedera, un altro a Gordino, e lì è nata questa idea. Ora lo portiamo ogni anno, siamo al 6° anno, e dall'anno scorso addirittura portiamo un albero di Natale anche al Quirinale e alla sede estiva del Presidente della Repubblica a Castel Porziano. Quindi con lui è nata un'amicizia, un legame, e penso che il ruolo che è riuscito a ottenere dall'anno scorso sia un ruolo di assoluto prestigio che meritava il premio. Ecco, speriamo che sia un buon auspicio anche per la nostra provincia, affinché si possa affermare a livello nazionale ed essere riconosciuta per quel differenziale montagna che reclamiamo e si reclama da tempo. Sì, questo è il tema della famosa legge sulla montagna, che mi auguro possa essere licenziata in tempi veloci, soprattutto per dare un po' di ossigeno soprattutto ai nostri servizi, perché alla fine questa provincia, io sono convinto che ha delle risorse soprattutto per gli investimenti, ma ha un problema legato ai servizi che stiamo perdendo progressivamente, perché poi non hanno un risultato nel mercato che può garantire un'economia di scala oppure dei risultati positivi, e quindi noi stiamo perdendo troppo da questo punto di vista. Se riusciamo a trovare degli incentivi, questo permetterebbe di far vivere la montagna, di impedire questo spopolamento, che è uno dei temi purtroppo di grande attualità che ci tocca da vicino da diverso tempo. Grazie a Roberto Padrin, presidente della provincia di Belluno, vi restituisco la linea. Grazie a Tiziana Bolognani e Stefano Bozzi, grazie naturalmente al presidente Padrin. Torniamo da Don Forest, vediamo se adesso riusciamo a sentirci meglio. Eccolo qua. Allora, sistemati i problemi di audio, direttore, proviamo. Senta, allora, come è nata questa iniziativa di domani, giovedì 16 novembre, giornata della giustizia riparativa, con un titolo interessante: In giustizia, riparare per ripartire, con 2 appuntamenti in seminario a Vittorio Veneto, con un ospite tra l'altro importantissima che porterà la sua testimonianza, Agnese Moro. Sì, l'iniziativa nasce in collegamento con quella che domenica prossima è la giornata mondiale dei poveri, giunta alla sua 7ª edizione.
Da diverso tempo noi come Caritas Diocesana stiamo lavorando sul tema della giustizia riparativa, che supera, diciamo, una logica meramente retributiva. Oggi la giustizia principalmente è retributiva, tu commetti un reato, un delitto e in conseguenza hai una pena proporzionata. Ecco, però riteniamo che non sia soltanto questo il modo di creare una giustizia, no? Perché questo punisce ma non recupera le persone, non dà la possibilità per esempio di prevenire una recidiva o di cambiare effettivamente la vita delle persone aiutandole a migliorare. Giustizia riparativa invece è una prospettiva completamente diversa, coinvolge allo stesso tempo coloro che sono autori, diciamo così, di reato, ma anche le vittime del reato stesso e anche la società civile entro cui il reato avviene, cercando di ricomporre le relazioni proprio a livello sociale e anche di persone coinvolte. In questo senso avremo domani ospite Agnese Moro, che è la figlia del più noto Aldo Moro, assassinato dalle Brigate Rosse negli anni 70, e insieme a un ex brigatista interverrà sia all'incontro della mattina che anche quello della sera con la cittadinanza, per raccontare il percorso di giustizia riparativa e quindi anche di recupero delle relazioni che hanno vissuto in un lungo cammino, durato anche lunghi anni, ma che effettivamente ha portato a migliorare la vita di entrambi e quella della società stessa. Quindi questo percorso che, diciamo, parliamo di giustizia riparativa, ma proprio anche di una cultura riparativa che probabilmente manca in questo momento in maniera radicata nella nostra società, vale per reati più o meno gravi, cosa ne pensa? Sì, vale secondo me un po' a 360 gradi, anche la ex ministra della giustizia Marta Cartabia nel 2022 ha avviato una riforma che cerca di portare nell'ordinamento italiano questa dimensione della giustizia riparativa, che vale appunto a tutti gli effetti. Già da diverso tempo come Caritas Diocesana accogliamo qui persone che devono fare lavori di pubblica utilità, quindi cercando di inserirli dentro i nostri contesti anche di marginalità sociale, per metterli a contatto con il senso che è anche riparare il male fatto con qualche cosa che sia così di costruttivo a livello sociale. Ma giustizia riparativa non è soltanto questo, non è fare qualcosa di utile per la società. Giustizia riparativa è cambiare il cuore, cambiare lo sguardo, lavorare più sulle relazioni che non sulla punizione. E in questo senso mi pare che qualsiasi genere di reato, e soprattutto vorrei dire anche quelli più gravi, quelli che più toccano l'intimità delle persone, potrebbero essere proprio l'ambito in cui avviare un percorso di giustizia riparativa. Solo così mi pare di poter dire può avvenire un cambiamento della società. Tra l'altro come Caritas Diocesana facciamo parte insieme ad altre 4 Caritas del Triveneto della Fondazione Esodo, che opera soprattutto nel territorio vittoriese, ma anche qui a Vittorio Veneto, territorio veronese, ma anche qui a Vittorio Veneto abbiamo avuto dei progetti in questo senso, per fare in modo che questa giustizia riparativa non sia soltanto qualche cosa di raccontato e detto, ma di attuato anche nella pratica. E questa Fondazione Esodo già da 10 anni porta avanti una progettualità in questo senso. Proprio nel maggio scorso c'è stato anche il convegno in cui abbiamo raccontato i progetti messi in atto in questi 10 anni. Quindi è un modo di vivere a livello di società, ma anche di cultura generale, ma anche di sistema giudiziario italiano, che cerca appunto di riparare per ripartire, come dice il sottotitolo della giornata di domani, no? È necessario non ridurre le persone etichettandoli con il proprio errore, con il proprio sbaglio, ma è compito di una società recuperare e reintegrare anche chi ha sbagliato, rimettendoli dentro circoli virtuosi di relazione. Tra l'altro è stato dimostrato, il convegno della Fondazione Esodo a maggio lo ha messo in evidenza, che proprio questi percorsi di giustizia riparativa riescono anche a diminuire il numero di recidive a livello di delitti che vengono commessi, mentre invece il carcere tradizionale, quello retributivo, diciamo così, che contrappone delitto e pena, si dimostra molto meno efficace nella prevenzione delle recidive. Ecco, Don Andrea, la fermo un attimo, nel senso che questo è un tema molto interessante, perché di presa di coscienza di quello che hanno fatto e anche in una forma di riconciliazione sarebbero auspicabili anche per un caso che su cui ci dà degli aggiornamenti la nostra Monica Smiderle, che vedo in diretta da Romano Dezzelino, perché lì ci sono stati degli atti vandalici molto gravi alla scuola
con il Comune che, non facendosi avanti i possibili responsabili di queste azioni, ha dovuto procedere. Monica. Sì, buongiorno Lina, buongiorno a tutti i nostri telespettatori. Dici bene, mi trovo a Romano Dezzelino, alle mie spalle c'è la scuola media Montegrappa, l'istituto scolastico che è stato preso di mira dai vandali nel fine settimana. Atti vandalici quali rovesciamento di bidoni, immondizia sparsa un po' ovunque, danneggiamenti alle attrezzature sportive, ma anche sassi lanciati contro le porte della scuola. Il sindaco ha lanciato subito un ultimatum chiedendo ai responsabili di presentarsi in municipio. L'ultimatum è scaduto ieri alle ore 12, sono passate 24 ore. Sindaco, quali sono le ultime notizie? Evidentemente la grande pressione esercitata in questi giorni ha fatto sì che qualcosa si muovesse. Dopo l'ultimatum, qualche ora dopo, ci sono stati dei movimenti che evidentemente, proprio perché siamo ancora in corso in questa attività di indagine e di contatto delle famiglie, non possiamo ancora rendere esplicita, ma evidentemente l'effetto c'è stato un cerchio che si è ristretto molto, siamo arrivati ad individuare quella che è un po' l'insieme delle persone e di conseguenza è questione di ore. C'è stato qualche pentimento quindi, sindaco? C'è stato anche questo, ma siccome si tratta in maggior parte di minorenni, stiamo contattando tutte le famiglie, d'accordo con le forze dell'ordine e con il dirigente scolastico stiamo mantenendo riservo sulla questione, perché evidentemente quando si parla di minorenni non possono esserci fughe in avanti, e anche la volontà è quella che tutto quello che è successo si trasformi non in una punizione da esporre in pubblico ludibrio, ma di creare delle condizioni per un'attività e un'iniziativa pedagogica che faccia capire a tutti i ragazzi che se si sbaglia si paga, ma una volta che si è pagato si può anche rimediare. Sono gesti che hanno colpito profondamente l'intera comunità di Romano Dezzelino, non solamente gli studenti, il personale scolastico, gli insegnanti di questa scuola. Che cosa, sindaco, ne emerge, che spaccato ne emerge mentre state chiudendo il cerchio intorno ai responsabili? Evidentemente il tema riguarda un'età che è quella adolescenziale e preadolescenziale, nella quale è stato fatto molto, ci sono stati anche molti investimenti in termini di progetti e di conseguenza ci si domanda che cosa non sia arrivato, quali siano le iniziative che non hanno avuto un attecchimento profondo, ma soprattutto se non ci siano state delle, cose che abbiamo valutato con superficialità e che di conseguenza sia in termini di intervento educativo sia in termini di proposte debbano essere modificate. Questo dal punto di vista delle istituzioni. Evidentemente c'è un risvolto che è anche quello familiare che nel suo spaccato ci parla di tematiche in cui l'assenza di uno o più genitori o la lontananza da casa per molte ore possono aver influenzato anche il molto tempo libero dei ragazzi. Ci sono diverse sfaccettature, tante riflessioni sicuramente da fare intorno a quanto accaduto, intorno a questo argomento. Qualcuno parla di generazione post-Covid, di questi ragazzi che hanno un'età tra i 13, 15, 17 anni in forte difficoltà, dove spesso prevale la noia e quindi insomma anche l'idea di compiere gesti di questo tipo. Sindaco, lei da primo cittadino come si sente? Più indignato o deluso da quanto accaduto? Effettivamente il sentimento è più di delusione di non aver saputo magari intercettare alcune sfaccettature, pur avendo anche una rete molto estesa anche all'interno delle scuole, delle parrocchie, delle attività sportive, delle associazioni che lavorano con i ragazzi, ma anche noi stessi, mondo in cui siamo molto immersi, e di conseguenza è più una delusione di non aver capito alcune cose o alcuni segnali. Dall'altra parte c'è anche la volontà di dire ok, la comunità educante si impegna a trovare nuovi metodi, si impegna a voler fare sì che queste cose vengano ridotte al minimo o addirittura evitate sin dalla partenza. È evidente che prima di tutto ci vuole la materia su cui lavorare e qua ne abbiamo tanta.
Lina, da Romano Dezzelino è tutto, io ringrazio il sindaco di Romano Simone Bontorin e restituisco la linea allo studio. Grazie per questo collegamento Monica. Torniamo da Don Andrea, che spero abbia seguito questo collegamento. Questo è uno di quegli esempi in cui potrebbe essere applicata la giustizia riparativa, Don Andrea. Certamente, anzi proprio la nostra iniziativa di domani prevede 2 momenti proprio per questo. Il primo momento riguarda le scuole e il contatto con gli studenti. Proprio a scuola ci sono non soltanto questi episodi estremi di vandalismo, diciamo così, ma anche molto più ordinariamente e nascostamente esperienze di bullismo, per esempio, no? Quindi c'è tutto un lavoro da fare con le scuole e con gli studenti per recupero di queste relazioni, per far capire anche la possibilità di immedesimarsi nei panni dell'altro e cogliere anche la necessità di superare quella che Papa Francesco stigmatizza come cultura, globalizzazione dell'indifferenza. Ecco, forse oggi giustizia riparativa vuol dire anche imparare a immedesimarsi con l'altro e non essere indifferenti alle sofferenze e al disagio dell'altro. Questo lavoro nelle scuole, peraltro, non è soltanto qualcosa di estemporaneo che si svolgerà domani mattina, ma c'è stato anche tutto un percorso di preparazione con le classi coinvolte, con dei laboratori in classe, quindi anche nella possibilità di interagire personalmente con gli studenti, e anche dopo questo evento ci sarà una nuova presenza nelle scuole da parte di Caritas e dell'Associazione La Voce, che ha contribuito a realizzare questa iniziativa per dare continuità a quello che è lo stimolo che domani, dalla testimonianza di Agnese Moro, Franco Bonisoli e Lorenzo Sciacca, i ragazzi potranno ricevere. Mi pare di poter dire che giustizia riparativa vuol dire anche saper fare alleanze a livello di cultura, di territorio, di istituzioni e di anche singole persone. Cioè, giustizia riparativa non è delegare a qualcuno la responsabilità di punire o di far cambiare mentalità agli altri, a chi sbaglia. Giustizia riparativa è creare una rete di alleanze perché tutti insieme si possa costruire una società più giusta e, poiché più giusta, più attenta anche all'altro. Certamente, quindi abbiamo detto alle 9:30 fino alle 12:30 l'incontro riservato agli studenti e appunto anche in questo caso con Agnese Moro e Franco Bonisoli, e poi dalle 20:30 c'è un incontro aperto al pubblico invece, sempre con loro due, con una moderatrice, pedagogista, mediatrice, Anna Cattaneo, per il quale era consigliata la prenotazione. In realtà c'è ancora posto, Don Andrea? Abbiamo ricevuto molte prenotazioni, anche forse più di quello che pensavamo, per l'evento della sera alle 20:30 in seminario vescovile a Vittorio Veneto. Però ci sono ancora dei posti, accedendo anche ai siti della Caritas diocesana è possibile ancora prenotarsi. Tuttavia, finché c'è posto disponibile, anche senza prenotazione, domani sera si potrà essere presenti nell'aula magna. Grazie mille per questo contributo, per queste spiegazioni. Don Andrea Forest, direttore, lo ricordiamo, della Caritas, sempre molto attiva di Vittorio Veneto, e grazie per questo contributo. Grazie. A lei. Allora noi adesso andiamo in pubblicità, poi ci ritroveremo con altri ospiti. Il tempo non è molto, ma cercheremo di farci stare tutto quanto. A tra poco. Eccoci di nuovo in diretta con l'ultima parte di Prima Edizione. Saluto e ringrazio l'ospite che mi ha raggiunto in studio, imprenditore sportivo e tante altre cose, attivo nel volontariato, vero? Sì. Luigi Dorigo, buongiorno. Perché cosa ha addosso? La maglietta? Super Simon. Che Simone è un ragazzo meno fortunato degli altri, perché io li chiamo meno fortunati, che sono un po' degli angeli in terra. Con la scritta Gigi, nonno felice, lei ha partecipato all'età di 74 anni alla maratona di New York. Sì. Allora, di questo parleremo tra pochissimo anche con il dottor Patrizio Sarto, direttore della medicina dello sport dell'ULSS 2, sempre nostro punto di riferimento. Non parliamo di giovani, dottore, stavolta parliamo di maratoneti, insomma, coraggiosi, perché a 74 anni, allora ne abbiamo visti centenari correre, sì, per amor di Dio. Lei è un giovinetto praticamente. Esatto. È vero, dottore, di questi tempi? Esatto. Buongiorno e ben trovato. Buongiorno a voi. Grazie. Allora,
Luigi ci dica, lei la conosciamo per tante cose, carnevali, iniziative, lei è di San Pietro di Feletto, insomma quella è una zona molto vivace per iniziative di tutti i tipi. Ci racconti com'è andata? Abbiamo anche delle belle immagini della sua esperienza newyorkese. Diciamo che da gennaio mi sono incontrato con Simone e gli ho chiesto: ti piacerebbe fare il maratona a New York? E lui mi ha detto di sì. A quel punto, visto i miei precedenti, che ho portato altri 2 ragazzi meno fortunati a fare la maratona di New York nel 2007, ho detto vediamo se troviamo degli sponsor che mi aiutano a portarti a New York. E ho trovato delle persone disponibili, che non faccio nome, per finanziare il biglietto per lui e per la mamma. Questo è un po' Deus Machina. Poi ho dovuto impegnarmi perché ho fatto 2 coronavirus e in più anche i vaccini. Dopo i 2 coronavirus erano con i muscoli a terra. Un medico mi ha detto: Luigi, metti su le scarpe da ginnastica e inizia a camminare. E da là ho iniziato una preparazione non al massimo, però sono arrivato a New York nelle condizioni di arrivare al termine. Sicuramente l'idea era quella di farla entro 6 ore, ne ho impiegato più di 7 ore e mezza, però sono arrivato, questo è importante. Ecco, dottor Sarto, ha sentito, ci sono anche 2 coronavirus di mezzo, eppure, per carità, è chiaro che magari non si va velocissimi, ma questo esercizio fisico a 74 anni, questa maratona, il signore è riuscito a portarla a termine. Allora, intanto, la domanda a bruciapelo: fa bene o male correre a questa età? Beh, l'esempio di nonno Gigi è assolutamente chiaro, no? Assolutamente fa bene correre con le giuste intensità. Il bellissimo video che avete lanciato adesso faceva vedere che nonno Gigi viaggiava ad una velocità che lui riteneva essere coerente per le sue capacità fisiche, e questo è estremamente importante perché considerata l'età, eccolo, considerata l'età, bisogna fare sempre molta attenzione, perché più noi andiamo avanti con la nostra età, più aumentano i rischi. Quindi la corretta valutazione che sicuramente sarà stato sottoposto il nostro nonno Gigi, e la capacità di poter graduare lo sforzo, tanto è vero che è arrivato a più di 7 ore, ma questo non cambia niente, perché non è tanto il risultato prestativo che qui serve, ma è quello che nonno Gigi è riuscito a portare. Ha portato un ragazzo che lui ha chiamato meno fortunato ad una maratona, grazie all'aiuto di molte persone, ma sicuramente questo tipo di attività per nonno Gigi e per tutte le persone dopo i 65 anni sarebbe veramente una terapia da proporre. Ecco, voglio precisare che io ho fatto anche la prova sotto sforzo e ho l'utilità per gareggiare in competizioni. Ecco, questa cosa, se posso inserirmi, è estremamente importante, perché la cosa che ha fatto il nonno Gigi, cioè dopo 2 coronavirus, noi sappiamo che esiste l'infezione da SARS-CoV-2, lascia uno strascico per alcune persone che possono avere una grossa compromissione a livello muscolare, no? Un'astenia, una stanchezza, una facile affaticabilità dovuta proprio all'infezione. E la terapia migliore in questi casi è proprio il movimento, quindi complimenti al collega che ha detto a nonno Gigi di indossare le scarpe da ginnastica e di camminare, perché molto spesso questa è la terapia più importante per abbattere i danni da long Covid. Il fatto che nonno Gigi abbia fatto anche uno testa sforzo e quindi abbia stratificato il rischio è estremamente importante. Perché? Perché noi sappiamo che dopo i 45 anni, per tutte le persone che si accingono a iniziare una pratica sportiva, il rischio è che potrebbero avere una patologia nascosta, e questa potrebbe poi metterli in pericolo. Il fatto che abbia fatto una corretta stratificazione, la valutazione medico-sportiva, ha escluso i rischi e ha permesso di aprire, come dire, la possibilità a nonno Gigi di viversi questa esperienza che credo sia meravigliosa. L'ho sempre sognata, ma non mi sono mai immaginato di andarla a fare, quindi complimenti a nonno Gigi. Ecco, se può farla, c'è un qualcosa che le rimarrà per il resto della vita. Un'altra cosa che vorrei aggiungere, che merito anche di mia moglie, che mi ha sempre fatto una dieta bilanciata, con non dieta via questo, via il pane, via,
una dieta via i dolci sicuramente, gli alcolici e non fumo, però è una dieta bilanciata con vari carboidrati, proteine, tutto. Varia, insomma. Questo è fondamentale, non eliminare un prodotto, ma bensì che i dottori ti insegnano a bilanciare l'alimentazione. Anche perché, dico, io mi sono portato dietro 100 kg, non sono 60-70 kg. Se io al maratoneta che vince gli metto su uno zaino di 40 kg, vorrei vedere dove arriva. Ecco, quindi diamo a Cesare quel che è di Cesare, merito anche della moglie, abbiamo capito, insomma. Assolutamente. Sì. Ecco, dottore, ma a parte che ha, a quel che abbiamo capito, ancora parecchio tempo per fare la maratona di New York, quindi se vuole, insomma, la incoraggiamo e siamo pronti a ospitarla poi se a pensione inoltrata deciderà. Ecco, no, Certo. adesso abbiamo ancora bisogno di lei al lavoro, per cui dopo la pensione. Certo. Però appunto, chi magari non è sportivo, chi non ha fatto sport tutta la vita, può comunque buttarsi in un'avventura come il signor Luigi? Ci vuole 5 mesi di allenamento. Ah, però, 5 mesi di Vuol allenamento. dire i primi 2 mesi 20-25 km alla settimana, i secondi 25-35 km e il terzo periodo, gli ultimi 2 mesi, 40-50 km alla settimana. Ecco, dottore, per cosa arrivare, dice? scusi, Sì. per arrivare dopo la maratona senza dolori, perché io il giorno dopo la maratona sono andato con i miei nipoti a visitare New York e ho fatto altri 8 km. Che meraviglia. Cosa dice, dottore? Io dico che l'esempio di nonno Gigi deve essere di stimolo per tutte le persone di una certa età. Allora, la cosa più importante il messaggio che mi piacerebbe lasciare ai telespettatori è che non c'è mai un limite. Cioè non dobbiamo pensare che la nostra carta d'identità, che l'anagrafe possa limitarci. L'importante è, come ha spiegato adesso nonno Gigi, che ci sia una corretta e con un buon senso ci si approcci all'attività fisico-sportiva. Cioè non dobbiamo cercare la prestazione, perché quello diventerebbe troppo pericoloso, perché significa fare una prestazione sportiva alle alte intensità. Vede, uno dei problemi che ci sono in questo momento per quanto riguarda le persone che si accingono a praticare la maratona o comunque gli sport di endurance è che è aumentata la pancia della maratona. Cosa significa? Al di là della pancia dei 100 kg che faceva riferimento prima nonno Gigi, è il gruppo di persone che fanno queste prestazioni ma che hanno tempi di prestazione molto molto bassi. Perché? Perché molto spesso si avvicinano con preparazioni scarse, non in perfette condizioni fisiche, con magari non trattati fattori di rischio, perché pensano di essere sottoposti ad una terapia miracolosa che è quella dell'attività fisica. Fare esercizio è molto importante, ma non sostituisce mai la terapia farmacologica. Penso al colesterolo, penso alla pressione arteriosa, penso alla gestione del diabete. Quindi il fatto che sia aumentata molto la pancia della maratona, cioè le capacità prestative alle basse intensità, significa che molte persone si accingono a questo tipo di prestazione non in perfette condizioni, ma quello che ci ha detto adesso nonno Gigi ci sta raccontando che soltanto con una corretta dieta, con una corretta preparazione, senza improvvisazione, è possibile fare qualsiasi cosa. La cosa importante poi da dire è che dopo una certa età, dopo i 50, 55, 60 anni, la rincorsa costante della prestazione, cioè di abbassare il tempo, bisogna sapere che aumenta il rischio cardiovascolare. Il consiglio che però mi sento di dare a nonno Gigi è che se quei 100 kg la prossima volta diventassero 80 da portare, sicuramente la sua capacità prestativa un po' migliorerebbe ancora di più. Perché il peso, comunque le articolazioni, ecco, dobbiamo pensare un'altra cosa, più la persona è pesante, più le nostre articolazioni, cioè ginocchia, caviglie e anche, sono sottoposti a sollecitazioni. Quindi il peso è molto importante, che deve essere ridotto. Perché? Perché va a sovraccaricare la colonna vertebrale, ma anche le grandi articolazioni, anche ginocchia e caviglie. Vi devo interrompere un secondo perché purtroppo a noi piacerebbe parlare sempre di cose belle. Portate pazienza, ma abbiamo questa emergenza purtroppo di questi 2 ragazzi scomparsi da aggiornare. Allora ridiamo la linea un attimo a Ilaria Marchiori, che vedo pronta in diretta con Sandro Ponchio per gli ultimi aggiornamenti. Ilaria.
Sì, eccoci qui Lina, come vedete alle mie spalle la caserma dei Carabinieri di Vigonovo. Ci siamo spostati qui da dove eravamo prima nella zona industriale di Fossò, perché anche le ricerche dei Vigili del Fuoco hanno iniziato a spostarsi in varie zone, da qui al Trevigiano, quindi da qui alla zona di Zero Branco più o meno. Dovrebbe essere questo il percorso che faranno, potrebbero anche fermarsi prima, non si sa. Comunque la zona in particolare si sono messi in moto il nucleo dei sommozzatori del Vigili del Fuoco, quindi per scandagliare i fiumi, e partendo appunto dal Naviglio, come era stato anche già fatto ieri, mentre continua a sorvolare l'elicottero. Dicevamo, qui in caserma dei Carabinieri fino a poco fa si trovava il papà di Giulia insieme agli altri familiari. Ora invece l'abbiamo visto andare via, è uscito dal retro, quindi è proprio salito in auto. Probabilmente c'era lo zio di Giulia che guidava, che lo accompagnava, e se n'è andato. Non è dato sapersi quali siano i contenuti di questo incontro, di questa convocazione all'interno della caserma. Nessuno parla, nemmeno il criminologo dell'associazione Penelope, Edoardo Genovese, che vedete qui alle mie spalle, che in questi giorni ha parlato e ci ha dato alcune indicazioni attraverso delle interviste ai nostri microfoni, però oggi ha deciso di non rilasciare alcuna dichiarazione. Questi sono gli aggiornamenti al momento qui da Vigonovo. Grazie Ilaria Marchiori, grazie Sandro Ponchio. Io ricordo naturalmente, noi finiamo tra poco la diretta, una decina di minuti, poi ricordo naturalmente che dovessero esserci delle svolte, naturalmente in questo caso che stiamo seguendo, torneremo in edizione straordinaria nel pomeriggio. Intanto andiamo avanti col nostro ragionamento, perché cosa si è messo al collo, Luigi? Un premio alla Rio. La medaglia sfavillante di questa maratona di New York, bella pesante anche la medaglia, caspita, ecco, perché appunto lei aveva già compiuto prima imprese di questo genere? Nel 2007, poi ho fatto, portando i ragazzi disabili a San Pietroburgo, 8 carrozzine in aereo. Per capire cosa vuol dire bisogna provare. 8 carrozzine in aereo e portarli in una città dove non si vede un ragazzo con handicap. Questo è tutto. Volevo completare prima il discorso che faceva il dottore, che qualsiasi persona che si accinge dopo una certa età a fare questo deve essere sempre accompagnata da un tecnico, un ragazzo che ti insegna a sviluppare tutti i muscoli delle gambe, perché molte volte noi sviluppiamo una parte dei muscoli, però deve essere coordinato su tutti i muscoli delle gambe. Ecco, vediamo se è ancora collegato con noi il dottor Sarto. Regia, eccolo qua. Dottore, senta, noi sappiamo che è importante, appunto, come diceva, non solo nel caso del signor Luigi Dorigo, ma in generale, appunto, fare una valutazione medico-sportiva, no? Sappiamo che dopo gli 8 anni il certificato è obbligatorio per qualsiasi disciplina si svolga, anche a livello amatoriale, insomma, di fatto. È un controllo importante, perché sappiamo che voi fate da filtro per intercettare eventuali problematiche, anomalie, evitando magari episodi drammatici che vediamo anche sulle piste o sui campi sportivi. Ha fatto bene a affrontare questo problema, perché per esempio Luigi, il nonno Gigi, poteva prendere parte alla maratona di New York senza la certificazione agonistica, perché all'estero, soprattutto in America, non è obbligatoria questa valutazione. Non so se l'agenzia con cui lui si è iscritto gliel'abbia richiesto, però non è obbligatorio, uno può andare e prendere parte a queste competizioni. Il vero problema però è che molto spesso dai giovani, ma anche le persone adulte, le persone un po' più adulte, va sempre esclusa la presenza di una patologia che potrebbe metterlo a rischio. Guardi, io soltanto 10 minuti fa stavo facendo il giro nella nostra palestra dove abbiamo i pazienti che stanno lavorando in questo momento, e c'è un signore di 59 anni al quale durante lo screening abbiamo evidenziato una malattia coronarica che avrebbe potuto metterlo veramente in serio pericolo durante lo sforzo fisico.
È chiaro quindi che la valutazione medico-sportiva diventa la tappa cruciale, è l'unico screening che nei giovani è rimasto, perché non esiste più la medicina scolastica, la visita militare è stata bandita, quindi è l'unico screening che esiste che ha il ruolo cruciale nel poter escludere nella popolazione sportiva quelle patologie che possono esporre a rischio di arresto cardiaco o di patologia grave l'atleta. Quindi è chiaro che è molto importante quello che ha fatto Luigi è stato molto importante, non dovuto ma è stato correttamente eseguito. Questa è la cosa, perché troppo spesso si rischia di, proprio perché l'atleta dice che non è caratterizzato da dei sintomi, cioè non ha disturbi, che possa essere privo di patologie. Invece proprio nella popolazione sportiva, il cuore della popolazione sportiva è un cuore che molto spesso inganna, cioè c'è presente una patologia, ma proprio perché è molto allenato potrebbe non dar segno di sé. Ecco quindi che diventa fondamentale una corretta valutazione. Ecco Luigi, senta, abbiamo visto una grande accoglienza da parte del pubblico lì, no? Se riusciamo a riproporre il video c'era un grande calore. Diciamo che se io sono passato davanti a 100.000 persone, perché i primi ne hanno 400-500.000, noi verso gli ultimi abbiamo meno gente, però diciamo se sono passato davanti a 100.000 persone, 20.000 hanno iniziato il mio nome, insomma. È stato... E l'hanno letto sulla maglietta, insomma. Sì. Ecco. Ma questo è stata una cosa favolosa anche per i miei nipoti, perché mi hanno visto correre, che non è... Sì, hanno capito che non è una cosa facile, però con dedizione, con impegno, sicuramente io ho un cruccio che a agosto ho avuto uno strappo muscolare e ho dovuto curarmelo in 40 giorni, ho perso 40 giorni di allenamento e non è stato facile, però potevo finirla in 6 ore e mezza, l'ho fatta in 7 ore, dopo 7 ore e mezza, però va bene così. Sono super felice. Assolutamente, ma mi sembra un bellissimo esempio, come diceva il dottore prima, anche per gli altri anziani. Noi dobbiamo chiudere, però ci sarebbe da parlare tantissimo, vero anche dottore, di questo invecchiamento attivo di questi anziani da adesso. Noi una volta ci chiamavano ogni tanto per dire venite, compie 100 anni, Tizio, era una notizia, adesso insomma dico una cosa scontata, ma abbiamo gente di 106, 107, ma poi andiamo lì e ci troviamo di fronte gente in buono stato di salute. Questo è un merito senza dubbio anche di voi medici da questo punto di vista. Sì, l'invecchiamento attivo ormai è un impegno che anche la Regione del Veneto sta portando avanti molto con grande entusiasmo, perché considerando che l'età media della popolazione sta aumentando, è chiaro che a poter affrontare la seconda parte della nostra vita, no, o terza parte della nostra vita in perfette condizioni, allontana il pericolo di una malattia cronica, e questo è estremamente importante. Come abbiamo detto, non cercando la prestazione ma aumentando il movimento. Poi vorrei ritornare all'impresa di nonno Gigi, che non è stato soltanto un'impresa importante dal punto di vista sportivo e il messaggio che lui ha dato, ma anche il ruolo che ha avuto con questo giovane ragazzo, che non ricordo il nome, è estremamente importante. L'impegno che nonno Gigi ha con i ragazzi con disabilità, diciamo diversamente abili, di portarli a far vivere l'esperienza dello sport è una cosa estremamente importante. Lo sport, ancora una volta, rappresenta una grandissima opportunità che deve essere inclusiva da tutti i punti di vista. Certamente. Sto cercando di capire dalla regia se abbiamo un ulteriore contributo. No, non ce l'abbiamo. Allora, noi dobbiamo chiudere. Io vi ringrazio moltissimo, spero che abbiamo dato un bellissimo messaggio, vero, a tutte le età. E a chi, e sono tantissimi ormai, ma il dottore lo sa sicuramente, quelli che a un certo punto dicono comincio a correre, insomma io li invidio molto di questa grande forza di volontà che hanno, bravissimi, però bisogna farlo con cautela. Allora grazie dottor Sarto per essere stato nuovamente con noi, è un punto di riferimento senza dubbio per gli sportivi e non solo. Grazie a Luigi Dorigo per questa ennesima impresa, perché lei è uno che si spende sempre per gli altri e lo sappiamo. Volevo chiudere una cosa, che io da 60 anni opero con i ragazzi disabili e aiutando le famiglie che hanno dei ragazzi disabili, perché vicino a casa nostra, vicino a tutte le case, 500 metri di raggio, c'è un anziano, un disabile. Si tratta solo di andarli a trovare e cercare di fare qualcosa per loro. Bravissimo, è un messaggio bellissimo questo.
Grazie. Grazie dottore e grazie a tutti. Grazie a lei e complimenti nonno Gigi. Spero di conoscerla presto. Va bene, quando vado a New York tornerò sicuramente, verrà con me. Certo, va bene. Ecco, abbiamo già organizzato tutto. È quasi un impegno, è quasi un impegno. Grazie, grazie a tutti e due, grazie ad Alessandro Granziera e Francesco Ceroni in regia, grazie a tutti i colleghi che hanno tenuto gli aggiornamenti su quello che è successo oggi. Lo ripeto, dovesse esserci qualche novità sul caso dei 2 ragazzi scomparsi, torneremo in edizione straordinaria. Adesso noi andiamo alle previsioni del tempo. Vi ricordo dalle 13:30 il film Ivanhoe con una bellissima Elizabeth Taylor. Grazie a tutti e vi rimando a questa sera. Arrivederci. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Bentrovati al meteo. Non si prevedono grandi variazioni rispetto ai giorni scorsi, è ancora l'alta pressione a dominare sul nostro territorio. Vediamo il dettaglio dunque di mercoledì 15 novembre. Sul Veneto la giornata sarà caratterizzata da una mattinata con tantissime nuvole, anche con cielo coperto su molte zone. Nel pomeriggio, e lo vediamo dalla grafica, il sole avrà sempre più spazio per splendere in cielo. Le temperature saranno stazionarie e tutto sommato gradevoli, minime sui 4-7 gradi, massime invece comprese tra 14 e 17 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui bel tempo, con ampio soleggiamento e cielo al massimo poco nuvoloso. Temperature minime tra 6 e 12 gradi, massime sui 14-17 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove avremo tanto sole e il cielo sarà sereno o al massimo velato. Temperature minime intorno ai 4 gradi, massime infine sui 15-16 gradi all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna.